Al via gli appuntamenti culturali, incontri con i ragazzi e gli autori, oggi seconda giornata, ne parliamo con la dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo. Sì, oggi è un altro incontro di quelli programmati per diciamo, la circostanza che vede le attività della scuola focalizzarsi in particolare sul ruolo del libro e della lettura. Difatti sappiamo che l'iniziativa a livello nazionale Ottobre piovono libri invoglia le scuole a mettere in atto delle azioni che possano sensibilizzare i ragazzi. Noi grazie diciamo, alla collaborazione del professore Enzo Alessi incontrano i ragazzi, questo diciamo, grande rappresentante del mondo culturale agrigentino, e hanno modo di soffermarsi su alcuni autori che sono stati determinanti nella nostra letteratura. Penso che il ruolo del libro sia fondamentale, è un ruolo particolare che non va mai dimenticato e va rafforzato. Quali altre iniziative prevedete durante l'anno scolastico appena iniziato, ma che sicuramente ci saranno? Quali? Sì, a parte queste iniziative che riguardano l'aspetto della biblioteca e dei libri, ci saranno delle iniziative che coinvolgono i ragazzi principalmente nel diciamo, valorizzare il nostro territorio, perché sono convinta che la scuola deve avere anche un ruolo propositivo, oltre che formativo dal punto di vista delle attività curriculari, ma anche sia collegata col territorio per cercare di valorizzare tutti quei beni che fanno parte del nostro ambiente. Quanto è importante un'iniziativa di questa, professor Alessi? È importante nella misura in cui noi cerchiamo di attualizzare il mondo della cultura italiana, specialmente quello del Novecento. Ieri ho parlato di Leonardo Sciascia, oggi parlo dei vari dialetti italiani e in particolare di un libro che è Il canzoniere italiano, che ha curato a suo tempo nel 1955 e poi lo ristampò nel 1975 Pierpaolo Pasolini. Ebbene, qui ci sono i dialetti di tutta Italia tramite gli autori. Ora, in questa ripresa che c'è in questo periodo anche con la regione siciliana del parlar siciliano, io ritengo che sia importante anche capire il parlare italiano, il parlare cioè dei vari dialetti nelle varie regioni. Questa è una traccia per far capire ai giovani come la lingua italiana sia importante, ma nella dimensione in cui si ha anche coscienza del proprio territorio e quindi del dialetto. Come giudichi questa iniziativa? Per me questa iniziativa è molto importante perché valorizza quella che è la parlata siciliana, appunto, e ci illustra delle cose che noi non sappiamo e che abbiamo il piacere di ascoltare dal professor Alessi. Secondo te l'uso della lingua siciliana va introdotto negli istituti scolastici? Io penso di sì, perché comunque la nostra terra ed è necessario studiare una lingua che abitualmente utilizziamo anche nella vita di tutti i giorni.